presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ben arrivato. Attenzione che c'è un gradino. Buonasera, Buonasera, si accomodi qua. Qui? Io bene, lei? Bene anch'io, grazie. Non è molto che non ci vediamo. No, siamo visti. È venuto l'altro giorno al quotidiano. Senta, insomma, siamo arrivati agli sgoccioli, alla fine. E mi ha sorpreso, ho seguito un attimo gli ospiti precedenti, non si sente nulla sui contenuti della campagna elettorale, sulle proposte. Fatecele raccontare anche se in pochi secondi. Certo. Posso? Sì. Allora, io dico, noi abbiamo un programma molto articolato, però sintetizzando noi siamo quelli che anche all'Europarlamento hanno votato no alle armi. C'è stata una recente risoluzione, l'unica forza italiana. Noi diciamo basta questa escalation militare, sì a negoziati di pace con grande determinazione. No all'austerità, siamo gli unici che hanno votato no al pacco di austerità, quel pacco di stabilità come lo chiamo io, che comporterà tagli a 13 miliardi l'anno, si abbatteranno su sanità, istruzione, politica del lavoro. Siamo gli unici che dicono no alla corruzione, la contrastiamo in tutti i modi nell'indifferenza generale. Siamo gli unici che si battono per una transizione vera, per perseguire quella che è una necessità vitale e quindi continuare a investire in comunità energetiche, reddito energetico, un eco bonus che possa offrire una rigenerazione urbana a tutti i nostri immobili, e ancora siamo quelli della parità dei diritti. Soprattutto c'è un divario salariale tra uomini e donne, lo dobbiamo contrastare in tutti i modi. Poi tra le misure specifiche 32 ore ci batteremo per la riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. Dove l'hanno realizzato, lì i risultati sono eccellenti, aumenta la produttività. Bene, quindi insomma diciamo in sintesi queste sono le... Senta, Presidente, ma lei non ha... Chissà che il direttore Feltri a questo punto con questa chiarezza possa... Ho visto che anche sul conflitto russo-ucraino ha una posizione... molto simile alla vostra. Molto simile, perché è una posizione di buonsenso. Prende atto anche lui che tutte le previsioni si sono rivelate fallimentari. La scommessa sulla vittoria militare sulla Russia è una scommessa persa e i governanti ce lo dovrebbero dire. Hanno investito, adesso stanno investendo e ci portano... Che bisognerebbe fare però? Lasciare l'Ucraina al suo destino? Perché è chiaro che se noi non la aiutiamo più va a finire così. Dottoressa, è una frase che usano... Cioè, di fronte alle previsioni fallimentari si è detto che crollava l'economia russa, si è detto che ci sarebbe stato un cambio di regime, si è detto che avremmo riportato una vittoria militare. Tutto questo non si è rivelato. Adesso che cosa ci offrite quando lei dice continuiamo allora? Una terza guerra mondiale? Ci stanno portando a questo. Adesso ci faranno votare, il giorno dopo, l'hanno già anticipato, il problema è mandare le truppe, sparare missili, hanno già iniziato a sparare missili in territorio russo e semmai a Mosca, e entriamo in terza guerra mondiale. E tutto questo perché? Perché non vogliono ammettere il fallimento? Non vogliono dire adesso che tutti i comparti della difesa, le industrie militari stanno facendo grandi profitti? Non vogliono ammettere che invece è più saggio investire in un negoziato di pace? Ecco, però un negoziato di pace, se ci fosse potuto essere, ci sarebbe già stato. È chiaro che se non c'è stato... Guardi, il negoziato di pace lei non può obiettare. Se ci doveva essere, ci sarebbe già stato. Ha sentito che ha detto Renzi? Ha detto Conte ha fatto un programma elettorale che sembra Miss Italia. Ma guardi, non dice voglio la pace del mondo. Guardi, ditemi uno che non la vuole. Dice. Guardi, la pace... Il suo programma militare su la pace, se voti e persegui l'escalation militare, non vuoi la pace. La pace va costruita, non è che cade dall'albero e ce la ritroviamo. La pace bisogna costruire un negoziato, e poi ormai sono usciti documenti inediti pubblicati su riviste internazionali. La pace era a un tiro di schioppo, stavano lì per siglarla, addirittura subito dopo l'aggressione ingiustificata di Putin. L'hanno rifiutata. Hanno pensato di fare questa scommessa militare. È una cosa ovviamente folle, perché adesso tutta l'Europa e anche gli altri paesi stanno rincorrendo in questo delirio collettivo, questa corsa al riarmo. Noi abbiamo bisogno di investire su istruzione, sanità, politiche del lavoro. Quindi che bisogna fare? Che l'Ucraina comunque si rassegna a non avere più quei territori del Donbass,
di cedere alla Russia, però se questo non lo vuol fare l'Ucraina, come fa l'Europa a decidere? Guardi, innanzitutto l'Ucraina per quella non può popolazione? decidere autonomamente, visto che combatte con le nostre armi. Fermo restando che fra un po' combatteremo, come le ho detto anche noi, perché stiamo arrivando a quella. Secondo lei a quello. E quello che voglio dire, sicuramente io non sto dicendo che dobbiamo negoziare la resa incondizionata dell'Ucraina, ma sicuramente andando avanti e non vincendo la scommessa militare, il potere negoziale nostro si ridurrà sempre più. Poi veramente saremo costretti o allo scenario di un conflitto mondiale addirittura atomico, oppure dovremo cedere l'intera Ucraina. Ma cerchiamo di usare il buon senso, di essere determinati a quei tavoli negoziali, ma è l'unica via. Ecco, ma ha sentito che cosa ha detto l'altro giorno il Capo dello Stato quando ha detto che le elezioni consacreremo con queste elezioni la sovranità dell'Unione Europea? A lei le sembra così, Ma guardi, diciamo, entriamo subito nelle polemiche. criticabile una frase come questa? Ma chi critica è ignorante, perché glielo dico anche da giurista, l'Unione Europea e l'integrazione è cresciuta di fatto cedendo delle porzioni di sovranità dai singoli Stati, altrimenti non ci sarebbe l'Unione Europea, non avrebbe nessuna competenza, quindi siamo già in una logica sovranazionale. Ma lei la colpisce, le hanno colpito le dichiarazioni di Borghi che ha chiesto le dimissioni del Presidente della Repubblica o di Salvini che ha, insomma, e quello che ha detto ieri Meloni, che in realtà è la sinistra che vuole tirare il Capo dello Stato nel lagone della politica perché, come dire... Guardi, dico soltanto questo, gli attacchi... È un modo per dire siamo contro il premierato? Guardi, andrei oltre, dico semplicemente che gli attacchi sono stati fatti a Mattarella per il suo discorso sono attacchi ignoranti e anche indegni. E chi, ovviamente, forse il Presidente del Consiglio, poteva intervenire, visto che erano esponenti di maggioranza che hanno parlato, a spiegare che si tratta di malcostume istituzionale. E secondo lei non è intervenuta quindi come avrebbe dovuto più decisamente. Ma lei al convegno dei giovani imprenditori ha parlato di capitalismo infetto e è stato anche molto attaccato perché la Marcegaglia ha detto sentire un leader politico che parla di capitalismo infetto a me, è l'ex presidente di Confindustria Marcegaglia, perdonate il termine, fa girare le balle. Siamo gente seria, serve rispetto. E Orsini, nuovo presidente, ha detto non mi piace che fai di tutta un'erba un fascio. Noi siamo quelli che fanno il si sono distratti sul mio passaggio. Io anzi rivendico, esiste un capitalismo infetto, sa qual è? È quello ad esempio dei coloro che governavano la Liguria tramite corsie preferenziali col governatore Toti e con gli altri politici. E per avere delle concessioni, proroga di concessioni, nuove concessioni, si mettevano d'accordo e finanziavano il politico di turno, Toti, per poi ovviamente avere... Questo è un governo, è una cupola di governo e mala politica, è intreccio tra malaffare, al di là delle vicende processuali. Poi saranno i giudici e ci metteranno degli anni, ovviamente con accertamenti che passeranno meno in giudicato, lo vedremo. Però il tema è, questa è mala politica, dobbiamo denunciare. Si va a governare una regione su mandato dei cittadini, non di Spinelli e compagni, gli amici imprenditori che poi ci finanziano. Si fa il bene dei cittadini, non degli amici imprenditori. Quindi la Marcegaglia, Orsini mi hanno frainteso perché non credo proprio, conoscendoli, che possano sottoscrivere questo modo, perché guardi che questo modo crea addirittura danno agli imprenditori seri, che sono la stragrande maggioranza. Si chiama concorrenza sleale. Ma lei sleale. davvero pensa che potremmo essere di fronte a una nuova Tangentopoli in Italia? Allora, insomma, tutto quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, la famosa rivoluzione che voi dovevate portare avanti, non sarebbe servita a niente. Beh, ma guardi, ci hanno mandato a casa non per caso, sono arrivati 209 miliardi, me l'hanno giurata, me l'hanno detto subito i politici lungo corso. Caro Conte, sei riuscito in questa impresa impossibile, ma non ti permetteranno di gestirli. Dice che è stato un algoritmo. Gentiloni dice che è stato un algoritmo a portare questi... Ma quale Gentiloni le dice? Quello Perché nel giugno 2020 disse che Conte era stato bravissimo e aveva onorato l'Italia. Poi adesso in campagna elettorale ma come mai, ha scoperto
abbiamo scoperto l'algoritmo. Ecco, ma qua come mai ha detto questa cosa che non è stato merito suo, ma di un algoritmo? La cifra, individuare la cifra. Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere a Gentiloni. Lei non gliel'ha chiesto? Il commissario europeo che ho nominato io quando ero Presidente del Consiglio, ho indicato io. Appunto, dico, ma non gliel'ha chiesto? Dice, no, io preferisco ricordare le parole di una persona di grande spessore politico e morale, David Sassoli, che ogni volta che ha parlato di me ha riconosciuto che ho onorato l'Italia. Bene. Senta, cosa ne pensa, anche se è ancora un po' difficile da mettere a fuoco, di questo decreto che è stato varato oggi dal governo, che ha comunque l'intento di cercare di accorciare sensibilmente i tempi delle liste d'attesa per la sanità? Non è comunque, come dicevamo prima, che arrivasse lei sorride, una dichiarazione di intenti importante? Lei che è esperta sorride, c'è da sorridere. Guardi, cosa c'è nel decreto? Qualche norma organizzativa cosa risolverà? Hanno rinviato un prossimo disegno di legge, non sappiamo quando lo approveranno, con quale stanziamento di fondi. Noi abbiamo una realtà disastrosa. Abbiamo liste d'attesa per un esame anche il più banale che arrivano a 300, 400, 500 giorni. Abbiamo addirittura l'attesa media in ore ai pronto soccorso, una media italiana 31 ore, significa quasi un giorno e mezzo. Però questa non è responsabilità dell'ultimo governo. Sono tutti no, mali accumulati negli anni, non certamente solo dal governo Meloni. Perché le 31 ore sono cresciute col governo Meloni, si sono aggiunte 6 ore in più di media, quindi il governo Meloni ha una responsabilità, si sta crescendo la media in ore di attesa al pronto soccorso. E come risolvi tutto questo problema? Occorrono finanziamenti. Cosa hanno stanziato? Ecco, ma dove li trovano questi soldi? Visto che benissimo, allora non si va. Come li troverebbe? Allora la Meloni non si deve vantare di andare in TV e dire io ho aumentato gli stanziamenti per la sanità, perché lei ha messo solo 3 miliardi, come tutti i Presidenti del Consiglio ha aumentato, perché la sanità cresce ogni anno, ma quei 3 miliardi non rispondono e non in qualche modo soddisfano neppure i costi di gestione. Io ho investito, ho portato al 7% del PIL, con 10 miliardi durante la pandemia. Lei doveva continuare su quel trend, piuttosto che investire in armi, piuttosto che portare i nostri ragazzi in guerra, come starà succedendo fra un po', investiamo in sanità. Allora, Presidente, però dobbiamo dire che sul fronte della sanità, insomma, il governo Meloni sta ereditando una situazione difficilissima che non è certamente, diciamo, sua responsabilità, in una situazione in cui dobbiamo comunque attenerci a certi conti, perché questo ci chiede l'Europa. Però guardi, noi più di tanto non potremmo comunque spendere. Però guardi, i livelli di investimento in rapporto al PIL stanno ritornando al 2007, cioè stiamo ritornando, all'incirca invece in termini assoluti lo stanziamento maggiore ha fatto il governo. In termini assoluti sì, bisogna riconoscerlo, ma lei prende questo dato, ma tutti i premier hanno dovuto aumentare l'investimento. Il problema è il rapporto al PIL, e il rapporto al PIL siamo al 6,3, io ero arrivato al 7%, noi abbiamo toccato con mano. Durante la pandemia io ho scoperto un paese indifeso, non c'erano posti in terapia intensiva, non c'erano mascherine, dispositivi di protezione, il personale era... No, non è che ne siamo usciti più attrezzati. Ma noi li abbiamo dopo che avevamo scoperto quelle cose in pandemia. Guardi, ma noi li abbiamo messo sul tavolo, cioè qui abbiamo un governo che non ha un'idea, una misura di suo. L'unica cosa però, almeno sfrutta quello che abbiamo lasciato. Le abbiamo lasciato PNRR, loro prendono le rate e dicono che sono in tempo col PNRR. In realtà è l'attuazione che va a rilento, lì c'è da potenziare la medicina territoriale, però se sono incapaci devono dire gli abbiamo dato una Ferrari, se non ce la fanno scendono, si accomodano. Io ho fatto una battuta, si fermi in stazione di servizio a fare quei cinemini sulle accise che faceva sul carburante in campagna elettorale, continua a fare quella roba lì, ma governare l'Italia è una cosa seria. Non puoi essere così dilettante, dimostrarti così dilettante con tutti gli annunci, i ripensamenti e le giravolte.